trasferimento da una location all'altra comporta alcune messe a punto che saranno perfezionate nel giro di qualche minuto. Vi chiediamo un attimo di pazienza. Grazie.
Siamo più forti di tutti gli inconvenienti, ce l'abbiamo fatta con qualche minuto di ritardo, vi chiediamo scusa, ma il trasferimento della location ha comportato qualche problema che magari si riverberà anche nel corso dell'appuntamento, ma noi siamo più forti delle strutture. Buonasera a tutti, è una bellissima serata quella che ci stiamo regalando e che vogliamo interpretare con entusiasmo. Ci immaginiamo una grande tavola a cavallo, a forma di cavallo, attorno alla quale siamo riuniti tutti noi, e al centro mettiamo qualcosa che appartiene al bene comune, cioè il bene del nostro territorio, della nostra Conegliano, del nostro coneglianese. È un dono sapiente quello che ci facciamo stasera, che si rivelerà importante via via che ci avviciniamo al termine di questo incontro. Grazie a Monsignor Vescovo e ai sacerdoti, ai stimati sacerdoti che sono qui con lui, grazie al prefetto qui rappresentato dal suo vice, grazie ai signori sindaci, ai rappresentanti delle forze dell'ordine, ai consiglieri e assessori, al direttore generale dell'ULSS 2 e alcuni medici e primari, agli esponenti del mondo della scuola, ai capitani di industria, ai rappresentanti sindacali e degli ordini professionali, ai rappresentanti del vasto mondo associativo, sportivo, culturale, del volontariato e degli interessi. Grazie agli esponenti degli istituti di credito. E non ultimo, grazie ai cittadini che hanno voluto rendersi presenti, ma via social saranno molti quelli che ci seguiranno anche da fuori del coneglianese. Salutiamo e ringraziamo ciascuno. Il Presidente Zaia si è reso presente con un messaggio di saluto al Sindaco e un messaggio per tutti. Nonostante lo scenario nel quale siamo, scenario confortante per noi, non ci sfugge nessuna delle tragedie vicine e meno vicine, dalla Marmolada all'Ucraina, all'Afghanistan, all'area sud del Mediterraneo. Sappiamo peraltro che facendo con entusiasmo il nostro dovere possiamo canalizzare energie positive verso l'attenuazione dell'impatto di queste amare vicende. Ci convoca una sana curiosità di sapere quel che viene detto, magari fuori dai sentieri consueti, quel che viene detto su casa nostra. Ma ci convoca anche un senso di affezione per questa terra e i suoi abitanti. Se non temessi di essere retorico, direi che ci motiva un pudico, dico pudico perché siamo veneti, un pudico amore per l'oggi e per il futuro delle nostre comunità. Non dobbiamo mai smettere di pensare al futuro, ci viene detto in questi giorni a commento della tragedia della Marmolada. E noi qui nel nostro piccolo stasera vogliamo testimoniare questa volontà di non smettere di pensare al futuro e anzi di intensificare questo sguardo. Chi vi parla è un giornalista di lungo corso, se non altro per l'età lungo, e mi è stato chiesto di moderare questo incontro. Cercherò di farlo mettendomi dalla parte dell'Assemblea, la quale, lo so, renderebbe certezza, lo chiede dall'inizio, certezza sui tempi e niente lungaggini. Cercherò di far rispettare con pignoleria la tabella di marcia, scusandomi in partenza, spero di no, se in qualche passaggio potrò sembrare un po' brusco. Posso garantire che alle 20:45 ci alzeremo dai nostri posti per accostarci al buffet che ci verrà allestito qui nella hall. E allora chiamo subito al microfono il signor Sindaco, l'ingegner Fabio Chies, per il doveroso ma non formale saluto a questa assemblea. Anzi, piccolo cambio di programma, anticipiamo l'intervento di Monsignor Vescovo.
Scusate, ho chiesto di anticipare perché devo essere a Basarghelle, dovrei essere alle 7 per la messa, ma ho visto che qui sono tutti già in carabinieri, sono qui, non sono più fuori, quindi ieri sera. Intanto saluto tutti, saluto tutte le autorità che sono state nominate, ma saluto anche tutti i cittadini che hanno ritenuto di essere presenti a questa occasione. Ringrazio chi l'ha organizzata, chi la presenta e l'amico Dino di che conoscenza. Mi ha incuriosito il titolo, la qualità della vita nella percezione dei coneglianesi e della Marca Trevisana. Sì, la qualità della vita può essere misurata con il paniere dell'Istat, ma è proprio oggettiva, è difficile misurare la qualità della vita. E questa ricerca, che è presentata dal sociologo Daniele Marini, di cui leggerò volentieri, e ho ascoltato anche, che apprezzo molto, quindi leggerò volentieri il testo che ci è stato dato, punta sul sentire, sul percepire. La percezione è sempre anche abbastanza volatile, però è utile, è un dato soggettivo e nello stesso tempo diventa anche un dato oggettivo che la sociologia, con i suoi strumenti, cerca di fissare, sapendo che può cambiare anche in breve. Una nazionale che vince il campionato del mondo, ci dicono, porta, non so, l'1% del PIL di più, tanto per dire, se no anche di più. Oppure pensate al modo di dire dei nostri anziani, quando erano più guariti, erano più contenti. Era la percezione della qualità della vita. Percezione corrispondeva alla qualità reale della vita per il materiale, forse no. Quindi c'è uno scarto che è molto interessante anche registrare, e anche, secondo me è interessante anche cercare di capire perché felici non troppo. Benessere che raramente nel passato, mai nel passato, eppure felici non troppo. La percezione della qualità della vita. Credo che sia importante coglierla, registrarla, sapendo che può cambiare, ma anche cercare di capire le motivazioni. Mi ha colpito e finisco che una delle prime tabelle presenta la appartenenza socio-politica e la frequenza religiosa, cioè, adesso non l'ho approfondita, ma fa capire come le condizioni religiose non sono estranee alla qualità della vita. Quanto più sono serie e profonde, tanto più io sono convinto, non tutti lo sono, ma io sono profondamente convinto, contribuisce a una qualità della vita buona. Questo possa essere un elemento. Ecco, io ringrazio e finisco. Buon ascolto, mi riprometterò di rileggere con attenzione la ricerca e magari di vedere se... Grazie Vescovo Corrado. Buona giornata a Basarghelle. Grazie Dino, grazie Sua Eccellenza che ha voluto essere qui per il saluto iniziale, lo ringrazio anche perché gli impegni sono tanti, non è facile e la sua presenza per noi era molto importante. Tu hai già ringraziato tutte le autorità civili, militari, devo dire un caro saluto a tutti i sindaci, anche al Consiglio regionale che ho visto, agli amministratori che sono qui presenti. Penso che questa sia una serata importante. Un ringraziamento tra l'altro a coloro che sono riusciti a spostare la serata da San Francesco a qui, perché assolutamente la logistica è importante, riuscire a fare questi spostamenti è sempre difficile, per cui grazie ai tecnici che ci hanno lavorato. Perché questo sondaggio? Perché noi pensiamo, l'abbiamo scritto all'inizio, nell'introduzione, prima conoscere, poi discutere, poi deliberare. Così scriveva il secondo Presidente della Repubblica Italiana, Luigi Einaudi. E noi abbiamo voluto nel nostro piccolo fare questo, fare un'analisi seria, una ricerca seria, per cui ringrazio il professore qui presente perché ci ha fatto un grandissimo regalo, poi insomma sentiremo la descrizione che fa lui l'analisi, ma devo dire che mi ha colpito due dati, poi alla fine trarremo le conclusioni, due dati oggettivi questa volta, non soggettivi. Il 60,2% degli abitanti del nostro territorio del Coneglianese ha più di 50 anni, confrontato con il 55,3% del resto della provincia. Un altro dato che mi ha colpito particolarmente è che il 50,8% dei coneglianesi hanno sempre vissuto in questo territorio. Nella provincia sono 33,5%. Questo è un dato che ha una forza enorme,
che fa capire quanto siamo radicati sul nostro territorio. Devo dire al professore che come tutti i dati si possono interpretare. Poi, no? Il dato è oggettivo, ma l'interpretazione poi diventa soggettiva. C'è chi lo vede come un limite, un forte radicamento territoriale che pone poi un limite al confronto globale. C'è chi invece lo può vedere, come penso io, magari in maniera ottimistica, come una grandissima risorsa. Cioè un territorio che è profondamente radicato sulle proprie radici, che ha valori ben saldi e che per questo può confrontarsi a livello internazionale sicuro di quello che è la propria realtà, perché come diceva un grande imprenditore, non dobbiamo dire noi stessi che siamo migliori, dobbiamo dimostrarlo al tavolo e confrontarci con i primi della classe. I primi della classe sono coloro che a livello internazionale guidano il nostro pianeta. E noi dobbiamo fare questo. Siamo un territorio che ha tutte le capacità per farlo. Siamo un territorio che però troppo spesso si è dimenticato di lavorare in sinergia, per cui abbiamo grandissime eccellenze che purtroppo non si sono riflesse a 360 gradi sul territorio, perché ognuno di noi lavorando nel suo settore ha dimenticato poi magari di coinvolgere gli altri in un ragionamento che facesse crescere in maniera indistinta un territorio meraviglioso come il nostro. Oggi però deve porsi delle domande, qui chiudo Dino, perché so che i tempi sono stretti, deve porsi delle domande. Cioè a fronte di una ricerca come questa che non fa sconti, perché devo dire anche in maniera, io l'ho letta dopo la stesura e questo professore può darmene atto, non ho assolutamente voluto vederla prima, ci mette di fronte a dei problemi reali e puoi risolvere i problemi solo se ti confronti in maniera chiara e decisa con questi senza prima edulcorarli. Per cui buona serata a tutti e trarremo le conclusioni alla fine. Grazie e grazie colleghi. Grazie al sindaco. Chi siamo? Siamo proprio sicuri di sapere chi siamo. Ecco, stasera ci troviamo qui per accogliere una serie di preziosi indizi proprio sul chi siamo e come siamo. Già, felici non troppo. Ed entrambi lei, felici non troppo, saranno presto chiari. Titolo sbarazzino di una ricerca serissima, è stata condotta da Community Group, azienda leader in marketing, comunicazione e ricerca, riversa in particolare sul territorio nordestino. Direttore scientifico di questa società e perno di questa ricerca è il professor Daniele Marini, sociologo, docente all'Università di Padova, firma autorevole di testate giornalistiche, interprete tra i più quotati della realtà socio-economica veneta, animatore e maestro ambito in convegni e iniziative di prestigio. A lui la parola, non prima di segnalarvi che in cartella trovate il report articolato della ricerca che verrà ora presentata e illustrata sulla qualità della vita del coneglianese. Un testo che non sarà mai tenere a portata di mano da qui e nei prossimi mesi, come un utile strumento di lavoro. Ne approfitto per invitare a compilare la scheda di partecipazione che trovate in cartella e che ci consentirà di tenerci collegati per gli appuntamenti a venire. La parola al professor Marini. Grazie e buonasera. Ringrazio l'accoglienza del lavoro e dopo le peripezie iniziali mi veniva da esordire, non so se vi ricordate la vecchia pubblicità, avremmo voluto stupirvi con degli effetti speciali e infatti siamo con degli effetti speciali. Io chiedo scusa, ho preparato ovviamente delle slide che per aiutarmi nella spiegazione dei risultati principali. Comunque avete in cartella l'intero rapporto, quindi potrete tranquillamente compulsarlo e leggerlo chi ne avrà voglia. Qui farò delle sintesi, spero che si potranno vedere e comunque cercherò di illustrare perché pensate per uno schermo molto più grande e molto più visibile. Detto questo, quindi scusate una petita, no, come si diceva, cercherò di illustrarvi questi punti salienti della ricerca di questo sondaggio che abbiamo fatto. In realtà, come forse sapete, il sondaggio non è stato fatto sul comune di Conegliano, ma è stato fatto nell'area del Coneglianese. Sono stati scelti una serie di comuni contermini a Conegliano, quindi diciamo così la grande Conegliano, ecco,
e una parte del sondaggio è stato fatto anche nel resto della provincia di Treviso. Per quale motivo? Perché è come quando noi ci guardiamo allo specchio, no? Se non abbiamo un'altra persona a fianco, non riusciamo a capire se noi siamo alti, bassi, larghi, stretti, e quindi l'idea con la quale abbiamo condotto il sondaggio è esattamente quello di avere un campione di riferimento che è la popolazione dell'area del Coneglianese e un confronto con il resto della provincia di Treviso. E, come avremo modo di apprezzare, ci sono delle differenze. Alcune di queste sono già state introdotte dal sindaco, chiedo scusa, mi metto di lato per non portare le spalle lì. Allora, ovviamente la composizione di genere è molto simile sia a livello locale che a livello provinciale, c'è una leggera prevalenza della componente femminile, ma il primo dato che ricordava già il sindaco è che qui a Conegliano, rispetto alla media della provincia di Treviso, noi abbiamo una popolazione che è tendenzialmente più anziana. E quindi questo gioca e giocherà per alcuni aspetti su alcune valutazioni che faremo. Un primo elemento di conseguenza è il titolo di studio. Popolazione più anziana vuol dire titolo di studio tendenzialmente più basso rispetto alla media, perché una volta finita la terza media o acquisito il primo titolo di studio si andava a lavorare. E quindi ecco che la popolazione coneglianese in generale ha un livello di studi più basso rispetto alla media della provincia di Treviso. E ancora nella condizione sociale, la condizione sociale vede una composizione interna molto simile, ma qui c'è una prevalenza di pensionati, quindi vedete che tutto, diciamo così, si lega. Ancora, altro elemento già detto, lo risottolineo, la residenzialità. La popolazione di Conegliano risiede qui dalla nascita di più del resto della media della provincia. Questo, appunto, come detto, ha sicuramente un aspetto positivo, nel senso che, come vedremo poi, la dimensione comunitaria è una dimensione importante e tiene, no? Okay? Nello stesso tempo, però, il fatto che la popolazione, diciamo così, risieda qui da più tempo, tende ad avere un minor livello di mobilità. Nel resto della provincia le persone che non vivono dalla nascita qui si spostano e quindi c'è una maggiore mobilità, ma su questo torneremo. Ultimi due aspetti, l'autocollocazione politica, intravedete, è molto simile al resto della provincia, con un aspetto che va ricordato, come ben il 40% della popolazione non si collochi più nel continuum destra-sinistra, quindi queste categorie politiche fanno fatica ad avere appeal presso la popolazione, anche su questo torneremo. Nel coneglianese è un po' più accentuata l'autocollocazione delle persone al centro degli schieramenti. D'accordo? E non da ultimo abbiamo chiesto la domanda della frequenza alle funzioni religiose e il risultato di conseguenza rispetto al resto della provincia è che qui c'è una discreta tenuta da parte della popolazione alla frequenza alla messa tutte le domeniche. In particolare qui abbiamo il 23% che dichiara di andare a messa tutte le domeniche, o comunque alle funzioni religiose tutte le domeniche, contro un 17% del resto della provincia. E anche questo dato si lega ovviamente al tema generazionale di cui abbiamo già detto. Quindi questa è la prima fotografia, diciamo così, del profilo sociale dei coneglianesi rispetto al resto della provincia. Veniamo a un secondo argomento, che è quello dei mutamenti nelle condizioni economiche. Anche qui riprendo le sottolineature che ha fatto Vescovo all'inizio. Le percezioni non sono la realtà, ma oggi le percezioni, se mi passate il gioco di parole, determinano la realtà. Vi faccio un esempio. Se io domandassi a tutti voi, ma voi rispetto a 10 anni fa, nella nostra vita, vi sentite più sicuri o meno sicuri? Io credo che la vostra risposta sarebbe che ci sentiamo tutti meno sicuri rispetto a 10 anni fa. Eppure, se andassimo a prendere i dati del Ministero dell'Interno che ogni anno pubblica sul numero dei reati, vedremo che i reati sono calati.
e quindi a un dato oggettivo non corrisponde una percezione, ma la nostra percezione determina i nostri comportamenti. Quindi paradossalmente è la percezione che fa la realtà, che la realtà rispetto alla percezione. Quindi di questo bisogna tener conto. Allora, in questo senso abbiamo chiesto alla popolazione come fosse cambiata, mutata la propria condizione economica nell'ultimo lustro, negli ultimi 5 anni. Bene, la grande maggioranza, 58%, 59%, dice la mia situazione tutto sommato è rimasta stabile, molto di più rispetto al resto della provincia di Treviso, dove invece le persone che dichiarano di aver avuto una erosione della propria ricchezza arrivano al 34%, contro il 30% a livello locale. Quindi, come dire, qui tutto sommato negli ultimi 5 anni, e teniamo conto che sono 5 anni di tutto rispetto, tutto sommato la percezione delle risorse economiche è rimasta sostanzialmente analoga. Di più, se guardiamo alle prospettive future, chiedendo ma come andrà secondo te nei prossimi anni la tua condizione familiare, il territorio, l'Italia, l'Europa, quindi quali sono le previsioni? Le previsioni, qui vedete c'è il saldo, cioè la differenza tra quelli che dicono andrà meglio rispetto a andrà peggio, e raccontano invece che c'è una previsione del futuro tendenzialmente negativa. Quindi c'è un'idea delle prospettive non così positiva. E d'altro canto, voi capite bene che dopo 2 anni di pandemia, la guerra in corso e tutto quello che sta succedendo, l'incertezza, è evidente che la percezione di un tempo non proprio positivo è ovviamente più, diciamo, prossima che non in un'altra visione. In questo senso, mettendo insieme questi dati, possiamo ricavare quello che viene definito l'ascensore sociale. Qual è l'ascensore sociale? È la possibilità di avere una mobilità rispetto alle mie condizioni precedenti. E, come ci mostrano questi dati, Coneglianese, nella provincia di Treviso, rispetto ad altre 2 aree che sono il nord-est e l'Italia, vedete o intravedete meglio la parte rossa, ecco, per quella parte di popolazione l'ascensore tende a scendere. Almeno la percezione, l'aspettativa è che scenda. E scende molto di più rispetto al nord-est e all'Italia. Tenete presente che l'indagine al nord-est dell'Italia è stata fatta lo scorso anno. Quindi cambiano le percezioni in base anche, ovviamente, alle condizioni più generali. Qual è l'indicatore per il futuro? L'indicatore per il futuro, la parte rossa che vedete è predominante, è quello di declino. Quindi c'è un'aspettativa, un'immagine del futuro che è tendenzialmente negativa. Chiuso questa parte, diciamo così, di dimensione economica, veniamo alla percezione della qualità della vita. È stato un lungo elenco di cose che abbiamo chiesto per capire come sono cambiate negli ultimi anni. Diciamo così, lì vedete la differenza, intravedete, la differenza tra quelli che dicono che sono meglio rispetto a quelli che sono peggio. Le uniche 2 voci che sono in netto miglioramento sono da un lato la velocità di internet e dall'altro l'informazione del territorio, che tutto sommato è ritenuta positiva, cioè migliore rispetto ai primi anni fa. Poi c'è una ampia area di condizioni di stabilità che riguarda soprattutto il tema del loisir, cioè quindi del tempo libero, della cultura, eccetera, e poi l'altro aspetto è il trasporto pubblico, la viabilità, insieme con la presenza degli immigrati. Ecco, queste 3 dimensioni sono cose che tutto sommato, diciamo così, rimangono stabili nel tempo. Che cosa peggiora nella percezione della popolazione? All'ultimo posto troviamo il poter curare la propria salute. Veniamo da 2 anni in pandemia ed è abbastanza evidente che questo sia un tema che è molto percepito come, in questo senso, peggiorativo. Sopra ancora troviamo la criminalità, l'inquinamento, l'assistenza sanitaria sul territorio, piuttosto che l'utilizzo di pesticidi, tema molto, diciamo, presente in questo contesto. Ecco, questi sono gli aspetti che sono dichiarati essere peggiorativi. Bene, se noi facciamo però a questo punto la somma di queste indicazioni, cerchiamo di capire un bilancio generale, creiamo un indicatore che è chiamato, definito indicatore della valutazione della qualità della vita. E come vedete, la parte centrale, azzurra e blu,
70% tutto sommato dice che le condizioni sono rimaste stabili. Anzi, tra quelli che dicono migliorata la parte verde rispetto alla parte rossa peggiorata, vedete che c'è un netto equilibrio, c'è una leggerissima percezione più positiva che negativa. Quindi, a proposito di felici non troppo, ecco, questo è il senso, cioè una società tutto sommato che sta bene, che non ha grandi spostamenti, no? Soprattutto se misurata rispetto al resto della provincia di Treviso, dove vedete che la parte rossa, che è quella del peggioramento, è ben più ampia. Quindi, tutto sommato, la situazione non è così negativa. E la riprova viene da altre domande, come per esempio, ma come valuta vivere nel suo comune di residenza rispetto ad altre città simili alle sue? Vedete che la maggioranza, 62%, dice ma tutto sommato è come gli altri. E quelli che dicono meglio, il 28%, è decisamente superiore a quelli che dicono peggio, che è solo l'8%. Quindi stabili, tutto sommato positivi i più, e con una certa differenza per quello che riguarda il resto della provincia qui. Quindi la vita qui, tutto sommato, è considerata in modo positivo. E ancora, la valutazione sull'amministrazione comunale. Anche in questo caso, come prima, si ritiene che tutto sommato l'amministrazione comunale qui sia assolutamente analoga a quello di altri paesi simili. Okay? E anzi, quelli che dicono migliore sopravanzano di gran lunga quelli che dicono peggiore, come vedete la differenza di colori tra rosso e verde. E ancora, alla fine, qual è il suo livello di soddisfazione di vivere qui? Bene, qui bene 2/3 dei rispondenti dicono io sono molto o moltissimo contento di vivere qui, rispetto a un 52% nel resto della provincia. Quindi capite il tema della felicità, no? Cioè una percezione tutto sommato positiva della vita in questo contesto. Infine, per chiudere sul tema della percezione della qualità della vita, troviamo alcuni elementi, diciamo così, dissonanti. Allora, chiediamo, ma il tuo comune, la tua realtà, quanto pesa dal punto di vista economico e quanto pesa dal punto di vista politico a livello provinciale? Allora, qui troviamo che, leggo il dato, poco più del 30% di 1/3 della popolazione ritiene che il coneglianese abbia un peso economico rilevante e solo il 27% dal punto di vista politico. Eppure uno si guarda attorno e dice ma come? Qui ci sono fior di imprese, fior di imprese manifatturiere, ci sono le colline dell'UNESCO, c'è il Prosecco, cioè che non credo non porti ricchezza, no? Quindi c'è, come dire, un strabismo fra il peso reale e il peso percepito. E dal punto di vista politico, cioè, questa terra esprime il Presidente della Regione. Quindi conta poco. Questo è solo per dirci, diciamo così, gli elementi di strabismo, li chiamerei, no? E da ultimo, quali sono i problemi che preoccupano di più per il futuro? Anche in questo caso abbiamo delle similitudini con il resto della provincia, ma abbiamo anche delle differenze. Allora, per esempio, la differenza più significativa è che qui la preoccupazione legata ai costi della vita, ai costi economici, è sì importante, ma molto meno importante rispetto alla media della provincia, il che segnala una condizione tutto sommato di benessere economico del territorio. E che cos'è che preoccupa invece di più? Il futuro dei giovani. Una società anziana ha come primo posto di preoccupazione appunto il futuro dei giovani che non ci sono. Capite un po' il paradosso. E poi guardate, la pandemia, qui, e questo ci dice di come le condizioni in cui si fanno i sondaggi risentono del clima. Se avessimo fatto questo sondaggio a gennaio, il tema della pandemia probabilmente sarebbe stato ai primi posti. Invece ai primi posti troviamo i conflitti bellici, no? Quindi, capite, c'è questo, bisogna anche contestualizzare il momento in cui si fanno le rilevazioni. Terzo punto, il tema della coesione sociale e dei servizi socio-assistenziali, che abbiamo cercato di misurare, e un primo aspetto che ci racconta
della dimensione comunitaria di cui vi dicevo è questo. Ma se una persona fosse in difficoltà, a chi si rivolgerebbe? Da chi andrebbe? Allora, la classifica è molto netta e qui ci sono anche i confronti, ma li potete trovare nel volumetto, rispetto non solo al resto della provincia, ma al nord-est dell'Italia. E vedete che i primi 2 ambiti a cui le persone si rivolgerebbero sono la famiglia, i familiari e gli amici. Stop. Poi il volontariato qui molto meno che rispetto al resto del nord-est, per esempio. Ma guardate anche la parrocchia. La parrocchia, solo il 20% circa della popolazione si rivolge alla parrocchia. E questo ci dice anche di un cambiamento culturale, no? Cioè, le parrocchie erano quello che era definito il welfare dal basso, con tutte le sue strutture, gli oratori, i patronati, i campetti da calcio, i cinema, i teatri, eccetera, eccetera, scomparsi dall'orizzonte cognitivo. No? E quindi abbiamo delle reti di solidarietà che arrivano, che vanno alla famiglia e agli amici. All'ultimo posto troviamo i servizi del comune e lo Stato. Nonostante l'epoca della pandemia, che invece in ambito nordestino italiano hanno invece un livello di attenzione più alto. Ma su questo torneremo. Quali sono i servizi ritenuti più utili dalla popolazione? E qui ovviamente il primo aspetto è dedicato al sostegno economico, seguito dall'attività per i giovani, qui molto di più che nel resto della provincia, questo sempre a ritornare, a rimarcare le cose che dicevo prima. E ancora, quali pensa siano i servizi più utili per lei in questo momento e in prospettiva futura? Qui quello è l'elenco, in cima abbiamo il servizio infermieristico domiciliare, l'aiuto domestico, ma se voi guardate la differenza tra le linee rosse e le linee verdi, le linee verdi sono quelle del Coneglianese, qui vedete che c'è una differenza significativa. Ancora, veniamo a chiudere questa comunicazione, veniamo al tema dell'appartenenza e della socializzazione, della partecipazione. Cominciamo col tema dell'identità territoriale. Qui abbiamo chiesto alle persone di dire a quale livello di territorio sentono di appartenere di più, il locale, cioè la propria città, il proprio paese, la regione, l'Italia del Nord, l'Italia in generale, l'Europa, il mondo, no? Diversi livelli. Mettendo insieme i risultati, le risposte, abbiamo creato dei profili. Quello prevalente, qui, i 2 prevalenti nel Coneglianese sono i local, cioè i localisti, quelli che sia al primo che al secondo posto mettono l'accento sulla città dove vivono, e gli Ital local, cioè quelli che dicono io sento di appartenere alla mia città, ma poi all'Italia. Molto pochi sono i cosmopoliti, cioè quelli che per esempio dicono sento di appartenere all'Europa e al mondo, no? Che hanno una visione più ampia. C'è qualche differenza con Treviso? Assolutamente sì. I localisti, i local sono molto di meno, mentre sono di più, come riuscite forse a intravedere dai colori, i cosmopoliti. Quindi al di fuori dell'area del Coneglianese c'è un maggiore livello di apertura dal punto di vista dell'identità territoriale. E la partecipazione alle associazioni, sappiamo che anche qui abbiamo un livello di partecipazione associativa, scusate, un novero di associazioni molto ampio, no? Molto diffuso, abbiamo visto prima anche un esempio molto evidente. Bene, questo è il tasso, diciamo così, di partecipazione anche online, perché ovviamente sono cambiate le modalità, da parte della popolazione locale. Abbiamo suddiviso in 3 aree, la partecipazione politica, quella sociale e poi le nuove forme di partecipazione, che sono quelle del partecipare a discussioni dei blog, piuttosto che in internet o nei social, o ancora quello di fare acquisti, scusate, non acquisti, ma di fare acquisti sì, eco-solidali via internet e cose di questo genere. Bene, questo è il tracciato, diciamo così, di quello che ci hanno raccontato, ci hanno detto i coneglianesi. Guardate il resto della provincia di Treviso. Si nota, credo, in modo assolutamente evidente quanto il resto dei trevigiani
partecipano a tutte le forme che abbiamo proposto di più rispetto ai coneglianesi. E questo, ancora una volta, è un riflesso, per esempio, del grado di età, no? Da parte della popolazione più generale. Quindi c'è una minor spinta alla partecipazione. Tant'è che se sommiamo ancora una volta questi risultati e creiamo dei profili, troviamo che gli assenti, cioè quelli che non partecipano a nessuna di quelle cose che abbiamo proposto, è il 44%, contro per esempio a Treviso il 25%, nel resto della provincia il 25%. Poi abbiamo i militanti, quelli che si chiamavano a volte militanti, cioè quelli che si dedicavano solo a un'iniziativa anima e cuore, no? E sono solo il 4%. Dopodiché abbiamo gli occasionali, quelli che frequentano 2 o 3 associazioni contemporaneamente e arriviamo al 28%, e i fruitori, cioè quelli che dichiarano di partecipare a più di 5 iniziative durante l'arco dell'anno. E questi sono il 22%. Quindi anche qui è interessante notare come stia cambiando il concetto di partecipazione. Cambiano le fruizioni, le modalità, no? E quindi anche la percezione. Andiamo verso la fine e abbiamo l'orientamento nei confronti della politica. La parte rossa dell'istogramma che vedete sono quelli che si identificano evidentemente chiaramente in un partito, in un movimento, in una lista, e come vedete sono molto pochi. Poi abbiamo quelli che possiamo definire i negoziali, quelli cioè che sentono di appartenere a un'area ma valutano di volta in volta, e sono ben poco più della metà della popolazione intervistata nel coneglianese, ma quota più inferiore rispetto a quella della provincia di Treviso, il che dice e ci racconta di come siano finite le appartenenze politiche tradizionali e il mercato politico sia fluido, no? Dipende da cosa si presenta. E poi abbiamo le ultime i due istogrammi, quello blu e quello viola, dove quello blu sono i disillusi, cioè quelli che ritengono si interessano alla politica ma sono scontenti della classe dirigente attuale, e i distaccati, che sono ben il 27%, che sono quelli proprio che rifiutano qualsiasi logica, no, della politica. Il riflesso è quanto le persone sono vicine a diverse formazioni politiche, che ricalca il risultato precedente, ma l'altra domanda che abbiamo posto è: quali sono le formazioni politiche che secondo te oggi sono in grado di intercettare i bisogni di un territorio? Bene, la parte rossa dell'istogramma riguarda i partiti tradizionali, che vedete che sono molto pochi. Poi la parte blu invece sono i movimenti politici, e la parte blu, quelli verdi sono i movimenti politici, e quelli blu invece sono le liste civiche. Allora, mentre la parte viola che vedete dicono nessuno. E già qui viene un elemento interessante, che poi peraltro abbiamo visto anche dei risultati delle ultime amministrative, dove i partiti tradizionali faticano a intercettare i bisogni dei territori, e riescono molto di più a farlo le liste civiche, il che pone una domanda, un interrogativo appunto ai partiti in quanto tali, no? Cioè all'organizzazione della politica tramite i partiti. Ultimissima cosa, abbiamo chiesto alla fine di dichiarare quali fossero i valori per la popolazione ritenuti importanti oggi e quali in futuro. Bene, emerge, incrociando questi risultati, una mappa dove nella parte in alto a destra, che voi vedete in realtà sarebbe segnata di verde, abbiamo alcuni valori di riferimento, come il senso civico, la solidarietà, la sostenibilità, l'innovazione e la sicurezza. Questi. Poi abbiamo gli altri nella parte rossa, ma non è che non siano importanti, ma lo sono meno rispetto agli altri. Quindi queste parole chiave sono quelle che oggi, nella percezione della popolazione, sono ritenuti gli elementi importanti. D'accordo? Se facciamo il confronto con il resto della provincia di Treviso, abbiamo un maggiore addensamento, cioè abbiamo altre parole chiave che si innestano. E di più, la cosa che è interessante osservare è che se noi facciamo la differenza
fra i valori assegnati alle parole chiave oggi e quelle per il futuro, vediamo che nell'area coneglianese ci sono pochi scostamenti. Cioè, come dire, è come se quei valori fossero, passati in termine, fissi. Cioè, sono stabili. Guardate che cosa raccontano invece il resto della provincia di Treviso, dove c'è vedete, la differenza dice di una maggiore dinamicità. E ancora una volta questo può essere un riflesso dell'età media della popolazione, no? Che ha prospettive chiare e stabili nel tempo. Nel resto della provincia invece c'è un maggiore dinamismo. Dunque, per venire alle conclusioni, quattro punti. Il primo ha a che fare con la dimensione comunitaria, come abbiamo già detto, perché, scusatemi, questo Felici non troppo, che è un gioco che peraltro riprende, forse qualcuno ricorderà, un vecchio film di Bruno Bozzetto che era Allegro non troppo, che si rifaceva a fantasia, non so se qualcuno l'ha visto. Felici non troppo, ci dice che cosa? Di una situazione di ambivalenza, cioè un po' come una medaglia che ha due facce. Da un lato l'aspetto positivo, abbiamo detto, il radicamento territoriale e la stabilità residenziale, che fa sì che si possano creare sul territorio reti coese e stabili, ma nello stesso tempo dall'altra parte c'è un minore cambio di popolazione e quindi significa una maggiore identità localista che quindi guarda solo a questo territorio. Secondo punto, la qualità della vita. Anche qui, aspetti ambivalenti. Da un lato abbiamo visto stabilità delle condizioni di vita, solidità delle condizioni economiche, in generale una soddisfazione del vivere qui, tutto sommato positiva, anzi ampiamente positiva. Dall'altro lato però che cosa abbiamo? Che guardando al futuro c'è una preoccupazione di vedere erose le proprie condizioni economiche. Non solo le proprie condizioni economiche, ma anche la mobilità sociale che si blocca e soprattutto la grande preoccupazione per il futuro delle giovani generazioni. Quindi vedete che le due cose in qualche modo si compensano. Terzo, il tema del benessere economico. Non abbiamo fatto domande specifiche sui patrimoni redditi, che sappiamo si fa sempre fatica con delle domande e risposte sincere, ecco, per così dire. Però, tutto sommato, guardando i diversi dati, non c'è dubbio che qui c'è una ricchezza diffusa e in questo senso c'è una minore importanza e minor fabbisogno nei confronti dei servizi del comune, come abbiamo potuto vedere in precedenza, perché le persone ritengono tutto sommato, attraverso le famiglie, attraverso i redditi che hanno, di poter gestire autonomamente eventuali problematiche. Però nello stesso tempo c'è questo, come vi dicevo, strabismo fra il benessere di quest'area e le sue potenzialità economiche. Il fatto che qui ci sono grandi imprese di tutti i tipi, c'è appunto il vino, l'agri-food, eccetera, eccetera, quindi grandi risorse. E quindi in questo senso la sottolineatura che vorrei fare è che come forse manchi una narrazione corretta e coerente del territorio. Abbiamo grandi ricchezze ma non sappiamo narrarle. E quindi in questo senso l'autopercezione è di sì, tutto normale, no? E invece non è così. Questo è un problema ovviamente che riguarda il mondo delle imprese che faticano, diciamo così, a comunicare se stesse, no? Le loro trasformazioni e i risultati raggiunti. Da ultimo il tema non per importanza, il tema della coesione sociale, e qui da un lato abbiamo reti familiari che, come avete visto, tengono, c'è una grande diffusione di mondi associativi, sicuramente, c'è anche una stabilità dei valori e anche un più elevato livello di interesse per la politica, come abbiamo visto, così come anche la frequenza religiosa. Però dall'altro lato che cosa possiamo mettere in luce? Il fatto che queste reti di solidarietà siano corte, cioè a famiglia e amici, non di più, no? E invece c'è bisogno di creare, diciamo così, reti più ampie. C'è una minore partecipazione attiva da parte della popolazione ai mondi associativi, e questo è legato, come abbiamo già detto, all'età, e poi, diciamo così, una scarsa dinamicità dei valori che fa sì che le innovazioni siano un po' più complicate. Quindi, termino, scusate
cercato di comprimere il più possibile gli esiti principali di questa ricerca. Felici non troppo, e anche perché dobbiamo avere la capacità come territorio non solo di mettere in luce gli aspetti positivi, ma dobbiamo avere anche la consapevolezza di quali sono le problematicità che abbiamo sotto, se si vuole costruire il futuro. E siccome, come abbiamo visto, il tema del futuro dei giovani è un tema rilevante, è una preoccupazione molto forte e diffusa, ecco, è bene sapere quali sono i problemi per partire per una progettazione nuova, più ampia, che faccia sì che questo territorio possa continuare a crescere così come lo è stato nel passato, anzi di più. Grazie. Formidabile chiarezza e formidabile capacità di concisione. Grazie al professor Marini. A me passa tutto molto molto interessante, non perché mi abbia confortato in cose che già sapevo, ma perché mi ha obbligato a fare i conti con elementi imprevisti nel mio scenario mentale. Adesso è il momento di un primo confronto su questi dati. E dobbiamo farlo valorizzando la competenza di 4 personaggi, non riesco a trovare un termine figurativo più adeguato, e inviterei a salire sul palco, in pedale sul palco, e che ci parteciperanno le loro valutazioni a partire dalle loro specifiche competenze. Si tratta della signora Maria Cristina Piovesana, della signora Raffaella Daros, della signora Lara Caballini di Sassoferrato, del dottor Matteo Zoppas. Mi riservo di presentarli un ordine di oggetto che prenderanno la parola. Ciascuno di loro avrà una decina di minuti a disposizione per approcciare da dorsali specifiche la ricerca e articolare una prima valutazione sulla stessa a partire dalla propria sensibilità ed esperienza e secondo l'ottica delle responsabilità che ricoprono. Comincerei dalla signora Piovesana, Maria Cristina Piovesana, trevigiana di Gagliarine, presidente di Alfa Group, azienda leader nel settore del mobile. Il padre Oliviero è stato protagonista di uno dei più tipici miracoli imprenditoriali del Nord-Est, ed oggi quel lavoro lo sta portando avanti la figlia Maria Cristina, che non a caso è stata presidente di un'industria di Treviso, quindi di Assoindustria del Veneto Centrale, allorché Treviso si è unita a Padova, e contemporaneamente vicepresidente di Confindustria Nazionale per l'Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura. Un recente libro che la ritrae si intitola Una speranza che si chiama impresa. Una speranza che si chiama impresa. E mi pare che già il titolo dica qualcosa della persona che ci apprestiamo ad ascoltare. Presidente Piovesana, viviamo una fase economica assai complicata, come ci veniva spiegato dal professor Marini, e per ora non sembra aver già compromesso il livello di benessere proprio del nostro territorio, ma nubi congiunturali si addensano e preoccupazioni strutturali sul futuro non mancano. Qual è il dato che più la colpisce di questa ricerca? Beh, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito a questo convegno, che ritengo sia utile perché è un momento di riflessione su quello che è il nostro territorio e su quella che è la nostra società. Diciamo che il dato che mi colpisce in maniera particolare, diciamo, è che si tratta di una società, un territorio che sicuramente ha dei valori come la coesione, come la permanenza,
però mi dà l'impressione insomma, di una società che si è un po' seduta e si è abituata, diciamo, a vivere sulla rendita, non di rendita, perché sulla rendita significa che ci si abitua un pochino a vivere su ciò che è stato il passato che abbiamo costruito. Se voi ci pensate, per esempio, per quanto riguarda le imprese, le aziende, il mondo imprenditoriale, noi ci rifacciamo sempre a ciò che è stato costruito, a ciò che è stato fatto negli anni 50, 60 nel dopoguerra. Se guardiamo ad oggi alle colline dell'UNESCO e diciamo, quelle bellezze che noi abbiamo, sono tutte bellezze che noi abbiamo in un certo senso ereditato. E sono bellezze dalle quali dovremmo ripartire, sono valori dai quali dovremmo ripartire proprio per ritrovare quella che era quell'energia, quella volontà di fare, quella fiducia verso il futuro che mi sembra invece emergere in questa ricerca che di fatto manca. E guardate, l'ingrediente principale per una comunità è proprio la fiducia, l'attenzione verso quello che è il futuro. E perché questi mancano? Dicevo prima, un po' perché ci siamo seduti su quella che è una rendita che ci arriva dal passato. E poi perché c'è l'altro micidiale ingrediente che è l'anagrafe. Cioè quando noi ci ritroviamo con una popolazione che comunque non ha un ricambio generazionale, ecco, lì iniziano i guai veri di una nazione. Io quando ero presidente dell'Associazione degli Industriali dicevo sempre che questo è un problema economico, non è un problema solo sociale, perché avere un ricambio generazionale è fondamentale. Se noi guardiamo, non sono parole mie, sono parole del Santo Padre, quando si parla di inverno demografico che non riguarda solamente il coneglianese, ma a questo punto è profondo nel coneglianese, ma che riguarda tutto il nostro paese, è chiaro che lì c'è un grande problema. E noi abbiamo dei giovani però che se ne vanno, perché si sa che per quanto riguarda in particolare il Veneto, ma evidentemente anche il Conegliano, i giovani non rimangono qui, tendenzialmente vanno in altre città che sono più attrattive, Bologna per esempio, l'Emilia Romagna e la Lombardia, in particolare con Milano che fa da catalizzatore. E questi giovani che se ne vanno, di fatto probabilmente qui non vedono quella vivacità e quell'ascensore sociale del quale si parlava. Una riflessione chiaramente va fatta anche da parte delle imprese, siamo ancora figli anche per quanto riguarda le relazioni sindacali, le relazioni all'interno delle aziende, siamo ancora figli del Novecento. Probabilmente dovremmo rivedere anche quello che è il rapporto tra capitale e lavoro, proprio per far sì che ci sia maggior possibilità di far ripartire questo ascensore sociale. E dall'altra parte c'è l'assoluta necessità di capire in primis che cosa desiderano i giovani. E in questo senso politiche che vadano proprio in direzione della famiglia, nella direzione di agevolare affinché le donne e gli uomini diventino genitori e allo stesso tempo avere la consapevolezza che c'è la necessità, a mio avviso, di una società che comunque si deve aprire. Guardate, mi sono sempre stupita nel vedere come uno dei mercati principali dove la mia azienda diciamo opera e che comunque so che insomma è uno dei mercati più importanti al mondo, gli Stati Uniti, sono sempre stupita di come effettivamente chi arriva lì si senta americano, si sente statunitense, chi arriva lì si sente appartenente a quel popolo. Ecco, da parte nostra siamo ancora chiusi e oggi, magari politicamente non dovrei dirlo, ma oggi discutere ancora dello ius scholae con dei ragazzi, dei bambini che fanno parte di una generazione che vive con i nostri bambini, ecco, io penso che sia stucchevole ancora stare qui a discutere di queste cose. Che arriva... Chi effettivamente nasce in Italia e frequenta almeno i 5 anni di studio in Italia, se noi lo chiedessimo ai nostri bambini, probabilmente ci direbbero che stiamo effettivamente sbagliando, ma da due punti di vista.
Uno, perché perdiamo un'opportunità di avere giovani all'interno delle nostre comunità che comunque ormai hanno valori e si confrontano con i nostri bambini e si sentono italiani. E l'altro, ricordiamoci sempre, con una popolazione che sta invecchiando di giorno in giorno e che di fatto non ha ricambio generazionale. Questo significa anche l'impossibilità un domani sicuramente di riuscire a sostenere quella, quella spesa sociale rappresentata oggi da una spesa principalmente sanitaria e pensionistica che nel tempo non reggerà. Ecco, io mi chiedo allora, ma quando è che ci renderemo conto di tutto questo? Perché prima o poi dovremo rendercene conto e siamo già in ritardo. Dovremmo già pensare ad alloggi per i nostri anche di ragazzi, perché non può essere che le nostre città, i centri delle città siano praticamente inavvicinabili per una giovane coppia, perché altrimenti ci ritroveremo con solo anziani che sono fastidiosi e quando si fa una festa non c'è altro che una lamentela con i vigili che devono zittire la musica. Se questo vuole essere un paese che guarda al futuro, deve essere un paese che si interroga e deve essere un paese che sicuramente deve essere attento a ciò che i giovani chiedono. E i giovani poi chiedono anche a noi all'interno delle nostre imprese, perché abbiamo un ruolo fondamentale, chiedono innovazione e da questo punto di vista diciamo rivedere anche quelli che sono i nostri processi. Chiedono sicuramente sostenibilità, lì in quella ricerca abbiamo visto tutta una serie di valori che io immagino, professor Marini, se avessimo fatto 15 anni fa, una buona parte di quelle parole che abbiamo visto non ci sarebbero state. Di sostenibilità 15 anni fa non se ne parlava, dell'importanza di salvaguardare l'ambiente non se ne parlava. Oggi sono veri e propri valori che le imprese stanno effettivamente portando avanti, ma tutto questo va sicuramente comunicato meglio. A fare applausi così a scena aperta non è complimento. E volevo chiederle ancora una risposta di due minuti. A me ha colpito molto nella ricerca che ci ha presentato il professor Marini che la popolazione che è stata interpellata dalla ricerca non è disposta a riconoscere l'importanza delle aziende di questo territorio, aziende che sono importanti, l'importanza sullo scenario provinciale e regionale. Secondo lei, questo deficit di importanza ha a che fare con il fatto che noi veneti tendiamo a non darci importanza comunque o dipende anche, c'è anche una qualche responsabilità da parte delle aziende? Domanda facile. Domanda facile, ma in 2 minuti. La responsabilità da parte delle aziende sicuramente c'è, però bisognerebbe fare un po' di più attenzione, nel senso che le aziende comunque hanno una ricaduta sociale non solo per il mondo del lavoro, ma anche perché con l'associazionismo, con volontariato, eccetera, le aziende generalmente sponsorizzano. A questo punto è sufficiente? No. Le aziende devono essere ancora di più attori sociali, devono essere ancora più presenti nei loro territori. Di questo ne sono fortemente convinta, e lavorare affinché i nostri paesi siano belli e magari investire pure di più. Perché io sono anche convinta che nel momento in cui c'è comunque la possibilità è necessario che le imprese siano più belle, ma che investano anche proprio nel loro territorio, che non significa solo un'impresa, ma magari mettendo a posto anche dei luoghi che altrimenti sarebbero abbandonati. Prima cosa. La seconda è, noi veneti siamo fantastici da un certo punto di vista, da un altro siamo molto, diciamo, verso noi stessi non siamo tanto generosi. Siamo, ecco, quell'umiltà che è un po' la nostra caratteristica e che io penso sia stata una leva fondamentale. Dovrebbe però trasformarsi in orgoglio da parte di tutti per quanto abbiamo, perché se noi siamo veramente orgogliosi di ciò che abbiamo, io penso che a un certo punto siamo anche capaci tutti insieme di valorizzarlo.
Quella parola comunità è una parola fondamentale, è bellissimo parlare di comunità, ma fare comunità è estremamente difficile, perché poi il Veneto ha una caratteristica, quella dell'individualismo. Ecco, su questo dovremmo un po' superarlo. Comunque, da questo punto di vista, per la mia esperienza di 8 anni all'interno dell'Associazione degli imprenditori veneti, e non solo, direi insomma che le imprese ci sono. Grazie alla signora Teresana. La parola la proporrei a questo punto alla signora Raffaella Della Rossa, che è un esponente di primissimo piano nell'ambito sociale trevigiano, da sempre impegnata nella cooperativa Insieme si può, cooperativa, come è noto, nata da un'intuizione feconda della conterranea Rina Bizzi, a cui ci piace inviare da qui un vigoroso saluto. Dal 2019 Raffaella Della Rossa è presidente di questa cooperativa, realtà con oltre 1300 soci e commesse lavorative in tutta la provincia, nel Veneziano, nel Portogruarese, nel Vicentino. Protagonista dunque del fatidico terzo settore che sta guadagnando sul campo un ruolo sempre più pesante anche sul nostro territorio. Ma la signora Raffaella è stata per 2 mandati anche sindaco di quel di Breda di Piave, dunque ha al suo attivo pure questa esperienza che nella assemblea di stasera è ampiamente rappresentata. Signora Della Rossa, la ricerca appena esposta ha infiniti risvolti attinenti all'esperienza sociale che la riguarda. Ma c'è un dato sugli altri che mi ha colpito e credo abbia colpito tutti, non a caso il professor Marini l'ha posto in forte evidenza, laddove si dice che i cittadini di questa terra si fidano più del welfare familiare amicale che di quello garantito dalle pubbliche istituzioni, dagli assessorati sociali, per capirci. In poche parole, si cerca una solidarietà a reti corte. Sia sincera, l'ha colpita questo fatto, a partire dalla sua esperienza, e che ragioni discorde ritengo nei fruitori di questi servizi o sfiducia? Innanzitutto saluto anch'io tutti i presenti, ringrazio il sindaco per l'invito ed è con grande interesse che ho così potuto avere anche in anticipo e poter leggere velocemente la relazione presentata, l'indagine presentata questa sera. È un'indagine che evidenzia alcuni cambiamenti sociali del nostro territorio, è un'indagine secondo me che mette anche in evidenza molte positività di questo territorio. E io leggerei questa diffidenza, chiamiamola così, ma questa capacità appunto di creare solidarietà attraverso reti corte, è proprio una capacità di questo territorio di dare valore alla famiglia, di dare valore alle relazioni ancora interpersonali. Sono valori che rappresentano i veneti, i trevigiani, fanno parte della nostra cultura. Prima di affidarsi al servizio sociale, tentano tutte le strade, anche durante la loro vita, hanno messo da parte appunto i risparmi per far fronte al proprio futuro e anche per dare la possibilità ai figli e alle nuove generazioni di poter affrontare il loro futuro con una certa serenità. Certo, soprattutto parliamo di reti corti, secondo me, nel momento in cui affrontiamo le questioni che riguardano gli anziani. Per quanto riguarda tutto il resto dei servizi, dai servizi alla disabilità, alla salute mentale, io credo che questo territorio abbia fatto un lavoro importante in questi anni, creando servizi specializzati, creando servizi attenti alle esigenze del territorio,
cercando ovviamente di trovare le modalità per così affinarli sempre in modo più attento alle esigenze che di volta in volta vi si leggono. La Rina Bizza direbbe intercettare i bisogni e le nuove necessità del territorio, no? E su questo e in questo particolare periodo che ha messo in luce nell'ambito elettivo degli interventi della cooperativa che noi abbiamo, ovvero quello dei servizi alla persona, come sia comunque sempre più necessaria una inversione di tendenza ed un cambiamento di paradigmi, da modelli centralizzati e fondati su interventi specialistici a paradigmi più aperti e focalizzati sul ritorno al territorio. C'è questa necessità comunque di una presenza puntuale, precisa, almeno di conoscenza di ciò che succede nel territorio, quindi ad una comunità e alla coproduzione, alla coprogettazione di servizi. Quindi una comunità che deve rendersi protagonista attiva della costruzione del proprio benessere e della propria salute. Per far questo è tuttavia necessario attivare accordi di governance per trasferire anche una quota del potere di prendere decisioni alle comunità. Significa operare uno spostamento di risorse verso una gestione della comunità e soprattutto promuovere una cultura della collaborazione comunitaria, ma questo territorio ancora lo dimostra in modo molto forte. Collaborazione tra pubblico e privato, tra for profit e terzo settore, tra cooperazione e volontariato. Sono convinta da sempre che il vero motore della crescita e del progresso sociale sia la cultura. Quindi su questo dobbiamo investire. Forse abbiamo perso qualche buona occasione in questi ultimi anni di fare formazione, di dare luogo a momenti di laboratori permanenti, di riflessione sulla situazione economica e sociale. Credo che abbiamo vissuti tutti presi da un vortice che ci ha coinvolti nelle varie risposte da dare in modo immediato, senza la capacità di elevarsi e di poter leggere dall'alto cosa succede per avere la conoscenza e poi progettare iniziative e interventi a favore delle comunità. E credo quindi che l'investimento in cultura è quanto mai necessario per gli interventi di decostruzione e costruzione di modelli mentali, di visione condivise, che in definitiva fanno la differenza in termini di capacità di analisi, di capacità decisionale, capacità di gestione delle complessità, capacità di gestione dell'incertezza che in questo momento stiamo vivendo. Si può con i suoi 1300 soci, è una azienda che ha proprio i ricettori sul territorio, coglie le esigenze, coglie le necessità e da sempre si è fatta parte vicina alle istituzioni pubbliche per portare il proprio contributo a poter intervenire, decidere, progettare nuovi servizi, nuove attività a favore delle comunità. Ma credo che il valore forte che emerge da questa indagine è il senso di comunità che ne nasce e un senso di attenzione a quei valori che sono propri della nostra cultura, la famiglia, le relazioni, le condivisioni. Il compito delle amministrazioni pubbliche a mantenere vivi questi valori è importante anche attraverso la rivisitazione dei servizi che vengono erogati alle comunità. Grazie. Come pensa che noi potremmo coinvolgere nel nostro conversare i giovani?
mi avvicino al ragionamento che faceva prima la signora Provesana. Stamattina leggevo un'intervista del giovanissimo sindaco di Lodi. Il giornalista gli chiedeva: ma i giovani, come trattiamo i giovani? Lui diceva: dobbiamo smettere di parlare di giovani, ma parlare con i giovani. Dipendesse da lei, in base alla sua esperienza, alla sua sensibilità, parlando con i giovani, di cosa dovremmo preoccuparci? Quali sono le cose che premono di più all'animo dei giovani di oggi? Io credo che... È una domanda non prevista questa, nel nostro canovaccio, ma una parla ex abbondanza corpus, quindi... Io credo che i nostri giovani abbiano bisogno da parte nostra di certezze, di fiducia e di responsabilizzazione. Sono persone che hanno dei valori grandi, hanno la capacità di avere una visione aperta e possono essere veramente coinvolti nella progettazione del nostro futuro. Spesso ci dimentichiamo di loro e parliamo dei nostri giovani solo in senso negativo, spesso del disagio giovanile, e siamo poco attenti forse a promuovere iniziative di sostegno al loro agio, di sostegno culturale, professionale, e quindi anche però non siamo attenti al coinvolgimento all'interno di aziende, all'interno dei luoghi decisionali aziendali. Cooperativa Insieme Si Può in questi giorni ha rinnovato il suo consiglio di amministrazione e ha fatto una scelta abbastanza importante di inserire al suo interno non proprio giovani, ma persone giovani e che lavorano nell'ambito dei servizi che la cooperativa ha nel territorio di attenzione e della promozione dell'attività a favore dei giovani. E credo che questo sia un segnale forte che dovremmo tutti dare. Valorizziamo i nostri giovani, le loro competenze, le loro capacità di visione, la loro voglia di guardare al futuro con a volte anche in modo così spensierato. È quello che ci serve in questo momento. Togliamoci tutta la negatività che abbiamo vissuto in questi anni e guardiamo un po' al futuro con un po' più di positività, valorizzando chi ci può sostenere, chi sarà poi il cittadino del futuro. Grazie, grazie. Chiederei di prendere la parola l'avvocato Lara Cavallini di Sassoferrato. L'avvocato Lara Cavallini è amministratore delegato di Versus Caffè, è ritratta in una biografia presente in rete come orgogliosamente coneglianese, impegnata apicalmente nell'azienda di famiglia. La Versus Caffè dedita alla lavorazione, torrefazione e commercio di questo prodotto e che ha dato vita tra l'altro al Museo del Caffè, percorso storico didattico del prodotto caffè dalle piantagioni alla tazzina. La signora ha una considerevole esperienza anche nel mondo associazionistico coneglianese e oggi tra l'altro presidente di Dama Castellana, associazione assai rappresentativa del territorio, che promuove manifestazioni come Dama Vivente, ed è presidente anche di Eno Conegliano con il suo caratteristico concorso. Realtà queste che il Covid non è riuscito a piegare del tutto e che con grande inventiva si sono prodigate a tenere alto comunque il livello della proposta anche in questi ultimi anni. Ecco, vorrei chiedere alla signora Lara, chiedere anche a lei una valutazione su quello che è l'impatto dell'industria importante che c'è nel nostro territorio, l'impatto di questa industria presso la popolazione. Secondo lei,
le aziende si sentono circondate da stima, considerazione da parte della popolazione, si sentono sostenute, spronate, oppure vagano come sospese e la cittadinanza non dirò che le ignora, ma certo non le valorizza appieno come meriterebbe. Qual è la sua percezione riguardo? Intanto buonasera a tutti, io ringrazio per l'invito a essere qui e sono lusingata di essere di fronte a questa, ringrazio il sindaco Fabio TS, lusingata di essere di fronte a questa platea veramente numerosa e con colleghi così autorevoli. E quanto emerso dall'indagine è sostanzialmente una consapevolezza abbastanza scarsa, giusto, della valenza imprenditoriale da parte insomma dei coneglianesi, dei cittadini coneglianesi, nonostante appunto ci siano insomma aziende, anche aziende storiche. In realtà io credo che tutto questo si possa superare con la comunicazione, perché il tema fondamentale di oggi è quello della comunicazione per le aziende, è la questione, io ritengo più importante, sia una comunicazione interna all'interno delle aziende, per cui tutti i reparti devono comunicare tra di loro, condividere un progetto, condividere, comunque essere informati sulle strategie aziendali, i vertici, la direzione devono comunque comunicare con tutti i collaboratori, perché questo dà condivisione e quindi dà valore senz'altro al progetto. Poi c'è, e qui rispondo alla domanda, la questione della comunicazione esterna, cioè le aziende devono oggigiorno imparare a raccontarsi, a vivere sul territorio e aprire le loro porte sostanzialmente alla comunità. Noi abbiamo cercato comunque di farlo, forse anche in maniera non consapevole inizialmente, nel 2010 quando abbiamo inaugurato il Museo del Caffè, che è visitabile, è stato visitato da tante scuole, dagli operatori del settore, ma semplicemente anche da appassionati del caffè. Questo è un modo, adesso ho parlato del Museo del Caffè perché mi riguarda direttamente, ma è un modo per l'azienda di raccontarsi e di essere vicino alla comunità, perché oltretutto colgo l'occasione per ricordare che nel 2022 adesso l'area Treviso, Padova, Venezia e Rovigo è stata nominata capitale della cultura di impresa, per cui fare impresa è impresa e cultura, cultura e impresa, quindi sono due parole strettamente connesse. Da parte delle aziende quindi è necessaria assolutamente questa comunicazione, ma soprattutto un raccontarsi, cercare di essere appunto vicino quindi al territorio, aprirsi al mondo della scuola sicuramente, anche perché poi fare impresa comunque si è evoluto nel tempo, per cui anche le competenze che vengono richieste ai collaboratori sono competenze sempre più trasversali, quindi ci vuole sempre più informazione. Per cui direi che la chiave in assoluto di lettura per superare questo impasse è veramente quella della comunicazione. Noi dobbiamo imparare come aziende a comunicare meglio e a raccontarci, a farci conoscere, cioè non siamo qualcosa di distinto dal territorio, dobbiamo anzi restituire qualcosa al territorio che ci ospita ed essere vicini alla comunità, essere sentiti vicini anche dalla comunità. Ecco. Quindi questo è il mio pensiero, insomma, al riguardo. Grazie. Posso chiedere l'integrazione di colloquio, facendo appello alla sua responsabilità molteplice nel campo delle associazioni. Io ammetto che sono rimasto molto colpito da quel numero che ha dato il professor Marini, cioè di quasi il 50% di coneglianesi che non si lasciano coinvolgere dalle associazioni. Io per come ho vissuto in questi anni, certo dall'esterno, ma venendoci spesso sul territorio, avrei detto il contrario. Però poi bisogna piegarsi anche i dati di fatto, cioè la realtà ha un linguaggio che vince sulle percezioni. Ecco, lei
come interpreta questo dato? Sarei tentato di dire, senza metterla in conflitto con il professor Marini, ritiene che questo dato sia veritiero o ha una percezione diversa? I coneglianesi sono portati all'impegno associazionistico o sono per buona parte pieni? Allora, io non voglio entrare in conflitto con il professor Marini, quindi ritengo assolutamente che in ogni caso l'indagine fatta ovviamente sia influenzata dagli anni, cioè vissuti che stiamo vivendo, quindi va assolutamente contestualizzata e l'associazionismo è stato ovviamente, ha sofferto insomma profondamente, no? Poi ci sono i temi ricorrenti anche del ricambio generazionale nelle associazioni, del coinvolgere nuovi associati, però io poi devo parlare di quella che è la mia esperienza personale, no? Quindi dal 2019 sono presidente di Dama Castellana e abbiamo fatto un'edizione della Dama Vivente a giugno 2019, dopodiché questo evento, diciamo che è l'evento caratteristico della nostra associazione, è stato sospeso. Però devo dire, grazie ai volontari e all'affezione dei volontari, alla forza di carattere, all'altruismo, abbiamo comunque sempre cercato di operare, sono state fatte tante cose in città. Mi viene in mente, è stato fatto ad esempio a Dama Castellana il Festival Rinascimentale a fine 2021, anche in collaborazione per dire, ecco, associazionismo e sinergia con altri gruppi, in sinergia con il Rotary Club di Conegliano, con i volontari della Sala dei Battuti, per cui c'è stata un'esposizione dei costumi rinascimentali in Sala dei Battuti in Duomo. Voi avete visto, adesso ci hanno accolto prima i figuranti di Dama Castellana vestiti con i costumi storici. Poi ad esempio a Conegliano, un'altra associazione che presiedo, non si è mai fermata, quindi si è sempre svolto il concorso in questi anni, adesso ci sarà proprio il concorso del 14 e 15 luglio. Eno Conegliano è un concorso di selezione di vini veneti e il concorso autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole. Quindi diciamo che comunque si sono fatte tante attività, per cui compatibilmente con ciò che potevamo fare, per cui dal mio punto di vista, per quanto riguarda almeno le associazioni come Dama Castellana e Eno Conegliano, comunque è stato fatto lo stesso tanto. Poi appunto, ripeto, c'è un problema di momento storico, insomma, particolarmente difficile e che ci ha provato un pochino tutti quanti, però io devo dire che i volontari, lo dico ogni volta in qualsiasi intervento io vado a fare, sono una forza, anzi io posso chiedere un applauso in generale per i volontari che si stanno veramente facendo la esperienza nell'associazionismo, confesso, quindi quando mi sono avvicinata ho scoperto comunque un mondo, quindi ognuno poi ha il suo percorso personale, devo dire che è un'esperienza che comunque mi ha arricchito e mi sta arricchendo, per cui è una bella cosa. Speriamo che i tempi ci consentano di vivere ancora meglio lo stare insieme, ecco. Tra l'altro qui in assemblea ci sono tanti rappresentanti di associazioni di vario tipo, culturali, sportive, di volontariato, di interessi. Immagino che rispetto a questo dato abbiano valutazioni proprie, personali, anche vissute. Vorrei lanciare al sindaco la proposta di creare un'occasione di confronto tra le associazioni alla luce di questi dati, per lasciarsi interrogare: è vero e il dato che è emerso è vero in se stesso o è qualcosa di approssimativo rispetto alla realtà che noi conosciamo? Come possiamo aggredire, termine forse un po' eccessivo, quella fetta abbondante di popolazione che sembra essere assente, stando ai dati, dalla dinamica associativa? Questo mi pare un tema molto importante e coinvolgente. Comunque andrei al quarto nostro illustre ospite, il dottor Matteo Zoppas, esponente di una dinastia decisiva di questo nostro territorio coneglianese. Matteo Zoppas è presidente di Confindustria Venezia e quindi del Veneto, e oggi alto dirigente consigliere di amministrazione di Acque Minerali San Benedetto. È padre di 3 figli, il penultimo dei quali
se ho letto bene su internet, ma internet è un po' imprecisa. Si chiama Gianfranco, che è un nome ricco di memorie per i coneglianesi, Gianfranco Zoppas. Per i ruoli ricoperti, il dottor Matteo ha una vasta esperienza, tra l'altro, del capitale umano nelle nostre aziende, di cui pure si parla nella ricerca, per il bisogno di investire, si dice, una progressività del sistema formativo tecnico professionale tramite gli istituti tecnici scientifici e attraverso gli istituti di formazione professionale. Ecco, io vorrei provocarla, dottor Matteo, proprio sul tema dei giovani che è già stato sfiorato prima, che dalla ricerca escono come i soggetti più sotto scacco a motivo di un clima di incertezza e di ripiegamento. Lei condivide la percezione di una comunità sì sedimentata e coesa, eppure anche rischiosamente seduta, in cui il domani ha per ora un respiro corto, condivide che ci sia insomma oggi sul territorio una proiezione rallentata e una scarsa grinta verso il futuro? Sì, assolutamente sì. Adesso ci spiegherà. Adesso ci intanto vorrei ringraziare il sindaco Carlo Chiesa, vorrei ringraziare Daniele Marini, ci conosciamo da molto tempo perché avevo meditato usando una parola di prima insieme la Fondazione Nord-Est con queste ricerche che sono sempre state molto puntuali, ma vorrei anche salutare le istituzioni presenti. Non è facile, per quanto mi riguarda, parlare a Conegliano, perché Conegliano è sicuramente una città molto importante per me e per la mia famiglia, ed è forse più complicato che parlare in altri luoghi come è successo per me in passato. Io qua mi sento, per quanto riguarda le relazioni, i passaggi generazionali, qua mi sento prima di tutto nipote, mi sento figlio e oggi mi sento anche padre di una nuova generazione. Qua naturalmente mi sorgono molte preoccupazioni, mi sorgono molto senso di responsabilità nei confronti di quelli che saranno, come dicevate prima, le generazioni del domani. Solo che la vedo un po', non diversamente, ma la prendo da un altro punto di vista. Le guide delle generazioni domani siamo noi oggi, noi come genitori, noi come formatori, noi come persone che hanno la responsabilità di creare degli obiettivi per il domani. E qui vengo alla risposta. Oggi credo che, e si vede, e c'è preoccupazione perché non ci sono chiari gli obiettivi di quello che si vuole essere un domani delle generazioni che stanno crescendo oggi. Oddio, è chiaro che qualche adagio dice che la felicità è la differenza tra quello che si è e quello che si vorrebbe essere. Se domani le persone vogliono un territorio con poca imprenditorialità, poca occupazione, poco tessuto economico, probabilmente si accontentano di questo ed è oggi che dobbiamo decidere. Ed è oggi che si decide come sarà il domani tramite noi, tramite l'educazione, tramite la formazione, tramite la comunicazione della cultura d'impresa. Però è oggi che dobbiamo prendere delle decisioni. E se mi chiedete quali sono i trend, come li posso vedere, come posso interpretare anche questa ricerca che è stata fatta. Questa ricerca è stata fatta puntuale, con la statistica, vengono rappresentate le opinioni delle persone che non sempre sono la rappresentazione della realtà. Tante di queste persone probabilmente se si concentrassero andando all'estero e vedendo quello che sta succedendo all'estero potrebbero anche cambiare delle opinioni. Con questo non voglio dire che le persone non vadano all'estero, anzi. Però attenzione a quello che sta succedendo. Noi abbiamo passato un passato industriale, ricordo che mio bisnonno ha avviato l'azienda nel 1920, intorno al 1920. C'è stata una rivoluzione industriale dove c'è stata l'opportunità di crescere, c'è stato
un boom economico molto importante, ma poi c'è stato un altro fenomeno che era quello dell'Oriente, della Cina, che ci ha portato via tante aziende, questo non è da sottovalutare, che ha cambiato la cultura imprenditoriale locale, l'atteggiamento verso le imprese. E poi cosa è successo? Si sono un po' riequilibrati i valori economici, ma anche i principi del fare impresa, e oggi c'è un altro fenomeno che diventa una grossa opportunità per noi imprenditori, ma soprattutto per chi vuole essere imprenditore, che è quello dell'ishoring, quella parola che dice che qualcuno sta tornando indietro per investire perché può riconvenire investire in loco. Questa è un'opportunità che se si vuole prendere bisogna avere un atteggiamento diverso rispetto a quello che abbiamo oggi. Perché oggi i giovani, scusatemi se ve lo dico in modo crudo, se qualcuno non ha il coraggio di dirlo, forse qualcuno pensa diversamente, ma i giovani quando gli vai a chiedere cosa vuoi fare da grande, nel vocabolario delle risposte è sparito l'imprenditore, non c'è più. Immaginatevi un tessuto sociale senza imprese, senza occupazione. Come facciamo a rendere interessante l'essere imprenditori? Essere imprenditori rispetto ai lavori non imprenditoriali significa rischiare capitale, significa ogni giorno svegliarsi e sapere che se qualcosa va male ci rischi tu. Poi possiamo avere tanti dibattiti giusti, sbagliati, corretti diciamo, sul web, su tanti altri valori, ma di base, se non c'è nessuno che decide di rischiare col proprio capitale e investire per uno sviluppo, avendo una creatività, avendo quello che gli altri magari concorrenti non hanno, e quindi garantire una crescita, c'è una preoccupazione diffusa su quello che può essere il futuro. Per cui ai nostri figli che cosa vogliamo insegnare? Vogliamo insegnare a stare davanti al telefonino o sui social, a non parlare più tra di loro? Vogliamo insegnare ad avere un equilibrio su queste cose? Vogliamo insegnare, poi è tutto lecito, si può insegnare che è meglio non fare gli imprenditori, però sappiamo quali sono le conseguenze, le dobbiamo citare fino ad ora. Io vi parlo di imprenditore di impresa perché vengo da una famiglia, anzi da due famiglie, dove ho due nonni che se non sbaglio non avevano neanche studiato molto, e uno si chiamava Lino Zanussi, uno si chiamava Gino Zoppas, probabilmente senza laurea hanno creato degli imperi. E questo non voglio dire che non bisogna studiare oggi, che i mondi sono cambiati, che è stato inventato, che bisogna essere più avanti degli altri. Però nella mia vita mi ha sempre fatto riflettere. Due persone che non avevano neanche studiato sono riuscite a compensare questa lacuna con tante altre cose. Spirito di sacrificio, svegliarsi molto presto la mattina, tornare a casa molto tardi la sera, sacrificare il tempo con la famiglia, sacrificare le vacanze. Sì, ci sono tanti onori sicuramente, ma gli oneri non si vedono da fuori. Per cui la riflessione c'è sui giovani, la preoccupazione c'è sui giovani. E io sono un po' preoccupato, riconosco una preoccupazione, e credo che anche nel tessuto commedianese, dove sento parlare meno con stima rispetto al passato dell'imprenditorialità, sento riconoscerlo meno, non capisco da cosa questo sia dovuto, una paura a rischiare probabilmente, una diffusa comunicazione mediatica che probabilmente criminalizza, soprattutto recentemente, la figura imprenditoriale, però se queste basi sono minate, il domani può essere peggiore di quello di oggi. È la prima generazione che abbiamo, quella che si verrà a formare, che è vissuta e cresciuta con i social network, e già ci sono dei segnali forti che l'effetto dell'eccesso di attaccamento a questi strumenti può sicuramente anche creare un atteggiamento li chiamano haters, comunque persone che hanno una sorta di polemica continua nei confronti di questi argomenti, che però sono quelli che porteranno a casa da mangiare un domani. Immaginarmi uno della platea e tentare di contestarlo un attimo sul tutto. Lei ha fatto una lettura controcorrente di quelli che sono gli atteggiamenti giovanili.
A me, mentre lei parlava, però, capitava di pensare alla quota parte consistentissima di nostri giovani preparati che vanno all'estero. Chi va all'estero non va a fare una bella vita. Cioè è difficile dire che i nostri giovani che emigrano per darsi una professionalità più matura, per lanciarsi in campi inediti, vanno per fare la vita comune. Vanno per affrontare fatiche inedite, vanno per affrontare dei corsi che in Italia non affronterebbero, vanno anche a subire umiliazioni, mortificazioni, cioè poi viene l'ora del riscatto. No, la domanda che a me verrebbe da fare a voi classe imprenditoriale: cosa possiamo fare per far sì che questi giovani che si stanno facendo, scusate l'espressione dialettale, un mazzo tanto all'estero, tornino in Italia e diventino quei protagonisti di cui lei sente la mancanza? Innanzitutto il suo ragionamento non è contrario al mio. Sto parlando di quelli, anche soprattutto di quelli che non vanno all'estero, e anche le persone che non vanno all'estero, e anche all'interno delle persone che non vanno all'estero, perché rimangono qua, anche in questa sala, sono persone super meritorie, sono persone che si svegliano mattina presto, hanno senso di sacrificio, hanno voglia di darsi da fare, e sicuramente quello che lei dice, quello che lei chiede cosa possiamo fare, è una questione di meritocrazia. Meritocrazia. La meritocrazia esiste quando lei parla di quelli che vanno all'estero, come quelli che sono anche qua e si danno da fare. Spesso e volentieri quando vanno a fare un colloquio di lavoro partono da un gradino più in alto, sono avvantaggiati perché hanno dimostrato determinati valori, determinate capacità, poi un mix di cose che vanno valutate. Però mi creda che queste persone che sono oggi le mosche bianche, che sono quelle che vanno a sacrificarsi e a fare quello che il contrario di quello che dicevamo prima, sono persone che vengono apprezzate e che vengono valorizzate. E se va a vedere una statistica di quelle persone che sono riuscite ad avere diciamo, un successo nella vita imprenditoriale, ma anche non, all'interno di queste le persone di cui lei parla hanno già dei riscontri positivi. La ringrazio. Siamo perfettamente nella tabella di Marx e abbiamo tempo, un quarto d'ora, per aprire un mini dibattito tra assemblea e relatori. Quindi io vorrei invitare, se c'è qualcuno che desidera prendere la parola, di autosegnalarsi, e a lui raccomando, a lei raccomando, o raccomando a questa persona di mantenersi dentro un concentrato tempo a disposizione. C'è qualcuno che desidera parlare, porre una propria riflessione, anche non domande ai relatori? Qualcuno a cui la ricerca che è stata illustrata ha posto problemi, ha fatto venire in mente situazioni, intuizioni? C'è una mano alzata, non la vedo. Venga, venga. Si presenti. Scusi se le dico di essere concentrato. Grazie. Allora, io mi chiamo anni 30 e sono un pensionato. Ho abbastanza anni anche se non sempre non ho 77. No. Complimenti. Allora, quello che voglio dire è questo. Ho sentito la relazione, me la sto leggendo anche bene. Sono preoccupato soprattutto per una cosa. La distanza che c'è dal sentiero comune della popolazione e la politica. C'è un abisso. Cioè, non solo perché non è più rappresentativa, ma perché non è in grado di leggere il territorio, non è in grado di leggere i bisogni e le aspettative delle persone.
ultime elezioni che hanno dimostrato. Quindi su questo fermo io vorrei parlare 24 ore su questa cosa. Non si può. La seconda cosa, sono rimasto molto impressionato positivamente cosa che diceva la signora Cristina Piovesana. È vero, cioè il problema, e non lo dico per un fatto ideologico. Allora, noi siamo ancora abituati a vivere di rendita, siamo di fronte a una trasformazione epocale che è digitale e la gente è chiaro cosa significa. Ci bisogna fare formazione, ma se vai a chiedere a un operaio di 45 anni che lui, dopo che è stato allenato per 20 anni su una catena di montaggio, deve fare formazione per riadeguarsi su quei ruoli, ti dice io non ci sto, preferisco andare in pensione a 50 anni e andare a fare Mario Lavoro, prima cosa. Quindi sono i giovani che bisogna puntare e valore. Si finisco. La cosa che volevo dire è questa. Si parla di giovani. Allora noi abbiamo in giro abbiamo asili nido, scuole che chiudono, abbiamo giovani dove ci sono più immigrati che agli asili, sono tutti stranieri e i bambini vanno d'accordo. Ci sono asili che chiudono e gli insegnanti che dicono non abbiamo lavoro. Si chiude un asilo, si va da un altro paese e si continua a dire che non vogliamo dare risposte alle persone che sono qui, alle persone che vanno integrate, e poi abbiamo la pretesa, no, che tutto il mondo cambia e sia le nostre aree così, cioè disponibili. Cioè, secondo me, ho finito, c'è una situazione anche di giovani che lasciano il lavoro, che non vogliono più il lavoro dipendente. C'è questa situazione, cioè viviamo in una situazione di benessere, un giovane vive in un contesto di benessere, dove magari un figlio ha 3-4 appartamenti già in prospettiva, perché in casa sono così, no? Vive con poco, con soldi, ma il fatto di partire e rimettersi a ricercare e andare avanti per costruirsi una prospettiva, un futuro, e entrare in questo mondo che è completamente diverso, non è una prospettiva che attira. Quindi io condivido questa scelta, bisogna studiare, bisogna mettersi giù con il collo e lavorare e capire che il mondo è cambiato. La finanza ha rovinato, ha creato più differenze perché ci sono le rendite, quindi altro che il neoliberismo, il mercato regola, andava bene se c'era l'industria. Con la finanza adesso sono aumentate le rendite e le disuguaglianze e questo sta rovinando il paese. C'è qualche altro intervento? Sì? Venga. L'amico ha toccato il tema della demografia, del calo demografico, che era stato toccato anche dai nostri relatori. Io non voglio anticipare temi e fare annunci che toccano ad altri, ma nel discutere in queste settimane delle prime risultanze di questa ricerca del professor Marini, che avevamo già individuato come il tema della demografia fosse un tema nodale per questo territorio, non solo per questo territorio, certo per questo territorio. E tra di noi già si era detto, io poi c'entro poco, ma partecipando ai conversari, si era detto questo sarebbe un bel tema da mettere sul tavolo e da affrontare. Ecco, il tema della demografia nello specifico del coneglianese. Si presenti. Salve, buonasera, io sono Giuseppe Ivano, 6 anni che sono domiciliato a Taranto e quindi sono nato e ho amministrato un'altra area geografica, però sono entusiasta di essere qua stasera e quindi volevo porre alcune domande che secondo me mi vedono da esterno, ma che comunque è domiciliato qua e ha visto qualcosa di diverso, dove di fatto questa è un'area geografica importante, dove economicamente si sta bene, dove c'è l'impresa e dove c'è il sociale, c'è un comparto che di fatto ha vissuto e ha trasmesso, un comparto che viene da lontano. Allora, il fatto che dove si stia bene ci siano momenti di dibattito così importanti è assolutamente rilevante, perché vi assicuro che in altre aree geografiche del Veneto questo non succede. Io sono nato e ho amministrato e ho amministrato da tempo in Delta del Po e quindi anche in provincia, quindi conosco bene queste aree, però c'è una cosa che volevo sollevare, che mi ha colpito. Qua si fa impresa,
Si fa impresa e c'è un testimone che passa tra i giovani, però ci accorgiamo che i giovani se ne vanno. Non è che una delle motivazioni sia perché le imprese non dialogano, non danno la giusta pubblicità di quello che fanno, proprio perché vedete, qua siamo nella parte del possibile. Patrimonio dell'UNESCO, io a volte sono un po' critico su questo patrimonio dell'UNESCO, mi permetto di dire che queste colline sono state anche costruite a uso e consumo e hanno dato produttività, perché nel delta c'è la pesca, per esempio, nel parco del delta del Po c'è la pesca, però vedo la gente che è molto più vicina alle sue imprese, i giovani la sentono molto nel sangue. Qua mi pare di capire che a volte si critica quella meraviglia che c'è. Allora forse possiamo partire nella logica della sensibilità, perché guardate, io sono 6 anni che vivo qua, ma sto molto bene qua, però sento questa mancanza di volontà. Siamo campanilisti forse, e dovrebbe essere di più, sentire di più le imprese. Allora credo che anche il ruolo di questa politica distante abbia anche questo scopo. Bene ha fatto l'amministrazione comunale da aprire e naturalmente aprire un dibattito così importante, perché questo è fondamentale, perché solo attraverso questo dibattito qua si sente, però le imprese devono dialogare di più tra di loro, ma anche la collettività le deve sentire, perché da altre parti c'è poco, ma quel poco che c'è sentito tutto di più. Mi pare di capire, grazie. Spazio per un terzo intervento, prego. Sì, quindi glielo subito il microfono, volevo raccogliere una terza sollecitazione. Grazie. Buonasera a tutti. Intanto vorrei ringraziare l'amministrazione, come chi mi ha preceduto ha detto, perché è importantissimo in questo momento di fare delle riflessioni riguardo come dovremo andare avanti nella vita, nella società. Quindi ringrazio anche il dottor Marini perché il lavoro che ha fatto è veramente molto interessante. Io voglio rassicurare il dottor Zoppas, sono Gianma Samba, mediatore culturale, vivo a Conegliano da 30 anni. I giovani hanno bisogno della cultura e di apertura, il mondo è globalizzato. I giovani coneglianesi sono bravissimi, perché ho un figlio nato, cresciuto a Conegliano, che ha fatto il master, sta girando il mondo e ovunque dove va gli chiedono da dove viene. Orgogliosamente dice di Conegliano. Quindi dobbiamo fare tanta cultura, manca la cultura, le imprese ci sono, il know-how c'è, manca la cultura e l'apertura. L'open mind che qui l'abbiamo visto anche nei confronti di altri territori, che la chiusura è totale, il radicamento va bene, però i giovani hanno bisogno di partecipare a quello che si fa nel mondo, non solo a Conegliano. Grazie. Dica, ci vuole una signora. Buonasera, io sono Giovanna Battara, presidente dell'Associazione Culturale Intart. Vivo a Conegliano da 12 anni e sono innamorata di questa città. Io nel mio piccolo, insieme al mio gruppo di artisti, cerchiamo sempre di fare qualcosa per la città. Volevo semplicemente condividere con voi una riflessione che sto avendo da mezz'ora a questa parte. Stiamo parlando di giovani e non ci sono giovani. C'è tanto lavoro da fare. Quindi un consiglio: bisogna trovare veramente un modo per stimolarli, per appoggiarli, per fargli capire che ci sono possibilità per tutti, che non sono diversi da nessuno. C'è tanto lavoro da fare. Grazie, sono Enzo Perin, Conegliano da sempre. Ho sentito delle cose molto interessanti, ma non sono. Noi abbiamo vissuto un periodo, adesso magari è cambiato un pochino, che la storia ci ha insegnato delle cose di numeri che sono tristi. Dei 600 nati all'anno che aveva questa città, ne ha 300. Vuol dire in 10 anni per 3.000 giovani meno.
non so, piccoli numeri. E questo è quello che sicuramente ha pesato di più. Poi, magari adesso un po' meno, però ci sono stati negli anni 80 e 90 fino al 2000 che le persone, diceva il dottor Secolo, per avere un figlio lo avevano a 40 anni, mentre prima lo avevano a 20 anni. Per cui è un salto generazionale intero in cui noi in realtà ci troviamo i famosi vecchi che sono qua che lavorano perché sono mancati i giovani, perché in realtà sono mancati proprio numericamente. E questo sicuramente ha pesato non soltanto nella nostra città, ma nell'Inter. E io qui devo spendere anche una parola però per quel che riguarda l'impresa. Questo paese, se non sostiene l'impresa, fa morire lo Stato, perché chi sostiene lo Stato è l'impresa. E se l'impresa non lavora, lo Stato non paga. Ecco, quindi dobbiamo metterci in testa il futuro, che non basta chiedere Grazie Ezio, passerei per delle eventuali repliche il microfono ai nostri relatori. Dottor Zoppo. Grazie, io volevo dare una risposta al signore di Tasso, che non mi ricordo come si chiama. Guardi, questo è un territorio fantastico. Più si va all'estero, più si capisce chi siamo, cosa siamo. Credo che Cristina possa testimoniare insieme ad altri relatori. Noi quando andiamo in giro per il mondo siamo l'emblema, nulla da togliere alle altre regioni d'Italia, l'emblema del Made in Italy. Il Made in Italy è definitivamente un marchio che quando si va all'estero ci qualifica e ci differenzia rispetto a tutti gli altri prodotti che si trovano nel commercio. Parlo in modo industriale, scusatemi, ma è la verità, l'economia la facciamo così. Noi per tanto tempo abbiamo, noi padri, nonni e bisnonni, abbiamo creato, innovato, prodotto, fatto qualità, fatto servizio, ma con uno stile italiano e con una modalità italiana che oggi ci viene assolutamente riconosciuta, questo Made in Italy. Quindi quando io vado all'estero e ho un prodotto che è Made in Italy, me lo comprano di più e me lo pagano anche di più, solo che costa anche di più. Per rispondere anche all'ultimo intervento fatto sul fare impresa e il sostegno del fare impresa. Quindi, senza puntare il dito su un colore o un altro politico, da qui in avanti, se vogliamo non perdere il primato di essere Made in Italy, sicuramente dobbiamo aiutare le imprese che oggi in Italia, dopo aver pagato più del 50% di tasse sui salari dei lavoratori, l'imprenditore paga fino all'80% del salario. Quindi sia chi lavora che chi fa l'imprenditore, sicuramente per le prime 5 ore su 8 che lavora, su 10 che lavora, sta lavorando per lo Stato. Giusto o sbagliato che sia, non lo so, ma ci sta facendo perdere quella competitività che noi possiamo avere come nel marchio Made in Italy. E qui a Conegliano, e qui in questa area, se vogliamo rendere questo territorio interessante, rispondere alla domanda di prima, dobbiamo ricreare quell'interesse nel fare impresa. L'impresa non è solo industriale, è turistica, è vitivinicola, agricola, alberghiera, tutto. E dobbiamo far sì che i nostri giovani non se ne vadano, perché diventa più interessante stare qua che andare all'estero. Se poi vanno all'estero per portare qua conoscenza, know-how e risorse che possono migliorarci ancora di più. Non dubito che i giovani di Conegliano siano bravi e che si impegnino, ma la media, da quello che si vede, dice che c'è un disinteresse nei confronti di fare impresa. Non ho detto che non sono bravi. Quindi dell'essere imprenditore e quindi di vivere in un certo modo. Quindi non ho detto qualcosa che si discosta da quello che aveva detto lei. E per quanto riguarda la demografia, io ne ho fatti 3, più di così, forse fatti 3. Eccoci qua, mi colpisce un po' la distanza dalla politica, ovvero è un dato un po', è una sensazione, percezione che viviamo, credo, un po' tutti. Guardate, anche insieme si può, 2 anni di
di grandi difficoltà un'azienda che in questo periodo di chiusura, di cassa integrazione di circa 400 persone in 2 anni, ha saputo comunque mantenere ferma la sua presenza in alcuni servizi fondamentali per la comunità, servizi a favore degli anziani a casa, a favore della disabilità a casa e nella scuola. Quindi i nostri soci di Insieme si può, hanno sempre reagito con forza, con consapevolezza della loro professione a favore delle comunità. Ecco, spesso il riscontro è un riscontro silenzioso, però mi faccio spesso questa domanda: quanti però di noi sono disposti a mettersi in gioco realmente per portare la propria voce laddove le cose possono essere realmente cambiate? Faccio un esempio: la mia azienda, ma tutte le aziende soffrono notevolmente in questo periodo del reddito di cittadinanza, e credo che i nostri cittadini in età più avanzata rifiutino totalmente questa modalità assistenziale che il governo ha intrapreso, tra l'altro proposta da un insieme di ministri allora molto giovani, ed è questa la cosa che più mi sconvolge. Anziché cercare modalità per promuovere l'integrazione dei giovani all'interno delle aziende del tessuto sociale, per renderli protagonisti, si promuovono azioni per farli rimanere a casa e ciondolare davanti ai bar. Dovremmo assumersi tutti delle responsabilità e far sentire forte la nostra voce, quindi troviamo i nostri rappresentanti, al di là delle appartenenze politiche, chiediamo una presenza forte. Noi abbiamo lavorato tanto in questi anni, ripeto, per sviluppare le nostre aziende, per far volare il Made in Italy nel mondo, ma nello stesso tempo abbiamo abbandonato un po', anzi ci siamo presi carico anche di far seguire passo passo il nostro impegno a livello politico. E credo che questo lo dobbiamo leggere come una responsabilità un po' personale. E qua siamo chiamati ad impegnarci tutti. Io concordo pienamente con quanto detto dai colleghi. Mi riallaccio solo un attimo alla riflessione di prima della signora che ha parlato, che ha constatato giustamente che qui non sono presenti giovani, però io voglio comunque vedere, si parla di giovani ma non sono presenti, vedere un segnale importante e positivo da questo incontro, perché la platea è numerosa e quindi è importante che chi è presente in questo momento dopo faccia anche un po' di autocritica e poi porti questo messaggio ai giovani. Cioè non possiamo pretendere che i giovani d'improvviso, magari da soli così si svegliano, cioè dobbiamo anche noi adulti più grandi, condurli in una direzione. Il fatto di essere qui, di parlarne, è molto importante secondo me, quindi è un modo già, parlando di loro, per dare valore. Magari se verrà organizzato in futuro un altro momento di confronto, un altro incontro, magari ci saranno anche dei giovani, adesso di questa cosa se ne parlerà e potranno essere coinvolti. Okay? Quindi questo secondo me è un primo passo. La volevo vedere, concordando con la signora, ma volevo vederla anche in questi termini, l'incontro di questa sera. Ecco, quindi dare comunque valore comunque a quello che abbiamo fatto e speriamo di riuscire a portare un messaggio dopo all'esterno comunque positivo, insomma, per tutti e di coinvolgimento soprattutto. Due riflessioni. Il primo riguarda strettamente le imprese. Io sono veramente convinta che dobbiamo pensare a dei modelli innovativi per quanto riguarda la dinamica capitale-lavoro, che significa anche per quanto riguarda i salari concordare, arrivare a dove c'è una parte di incremento o una decontribuzione affinché rimangano più soldi in tasca e affinché ci sia questo ascensore sociale che nuovamente si muove. La prima cosa.
La seconda, e mi ricollego con ciò che diceva prima la signora di Siena Si Può, che noi in questo periodo stiamo rischiando di perdere dei punti di riferimento importanti, e mi riferisco a quella che è in un certo senso una stella polare, ed è l'autorità morale. L'abbiamo visto dalla ricerca, c'è meno affezione, meno propensione ad essere legati a quelli che erano i valori, che sono i valori della nostra società, molto legati alla Chiesa Cattolica. Abbiamo visto che il livello di partecipazione è sempre più basso e tra l'altro riguarda cittadini con sempre un'età maggiore. Dall'altra parte ci troviamo, dicevo, questa stella polare, con una totale sfiducia da parte dei cittadini per quanto riguarda la politica, e lo vediamo nel momento in cui ci sono le votazioni, c'è una scarsissima partecipazione, e questo sta avvenendo non solo in Italia, o è vero, ma in particolare anche all'Italia. Ecco, io penso che sia vero quello che lei diceva, dobbiamo ritornare ad innamorarci di quella che è l'arte della politica, che deve essere l'interpretazione di quelli che sono i bisogni dei cittadini, ma allo stesso tempo la visione della comunità, perché non è il singolo che deve vincere, ma deve essere sempre l'interesse della comunità. A questo proposito servirebbe un maggior impegno da parte di tutti, affinché proprio per quanto riguarda anche la parte della politica non ci fosse disinteresse, ma invece ci fosse la massima attenzione, perché guardate, se vogliamo che le cose cambino, bisogna partecipare. Questa è l'unica strada. Mentre ascoltavo questo secondo giro di interventi dei nostri relatori, mi veniva di pensare che sarebbe bello, se il sindaco e anche Daniele e Marini, promuovere un incontro con i giovani di Conegliano per illustrare i risultati di questa ricerca e raccogliere i loro. Siamo sostanzialmente nella tabella di marcia, vi ringrazio molto per la collaborazione, lo stile di fatti è un'opera collettiva. A questo punto non mi resta che richiamare al microfono il sindaco perché ci congeli, ma lo faccia tirando fuori dal cilindro la sorpresa che ha fatto balenare quantomeno a conclusione dello scritto che fa da introduzione al report stampato e che abbiamo tra le mani. Signor Sindaco. Grazie Dino, metto a questa parte anche per non coprire il relatore, che ringrazio Lara Cavallini, sta soprattutto del prendone dell'ordine che hanno appena tolto da Dino, Maria Cristina, grazie, dottoressa D'Arossi, grazie a Matteo Zappas per essere intervenuti oggi. Devo dire che vedervi ancora tutti qui presenti è meraviglioso, vuol dire che il tema è un tema che bisognava affrontare, che abbiamo affrontato con coraggio, devo dire, partendo anche da, dottor Marini me lo consente, da un sondaggio che era un sondaggio anche per certi versi scomodo. Devo dire che quando ho letto la prima volta ho staccato la cravatta perché cominciavo a sudare, no, a parte le battute. Penso che ci si debba prima confrontare con i temi reali e non avere paura di discutere. Questa è una società in cui purtroppo si fa fatica a discutere, si tende ad evitare i temi scomodi perché è più bello trovarsi a darsi una pacca sulla spalla e dire che abbiamo tutti ragione. No? Invece è bello sollevare i temi scomodi, parlarne, buttare anche delle provocazioni, perché penso che i ragazzi abbiano bisogno di questo, di sentire delle provocazioni, di risvegliare il senso di criticità che hanno, perché sono dei giovani con capacità incredibili. E mi dispiace quando diciamo sono i cittadini di domani. I giovani sono i cittadini di oggi. Cioè, se noi non capiamo, non facciamo capire ai giovani che loro sono i protagonisti di oggi, perché ogni volta che incontriamo e diciamo uno di 30 anni sarà il cittadino di domani, non di 30 anni, come diceva prima Matteo, penso che suo bisnonno a 30 anni fosse già stanco di lavorare, cioè non ha portato quelli di oggi. Bisogna che trovino la loro dimensione in una società che cambia e noi non dobbiamo aver paura del cambiamento, perché l'altra verità è che una società demograficamente con tassi così elevati ha paura del cambiamento, perché chi si trova bene, il dato stiamo bene, come si diceva, un dato positivo, un dato che è negativo. Chiunque sta bene vive rattrappito in quello che conosce, che sono gli stessi che hanno cambiato il mondo 50 anni fa.
Perché 50 anni fa i giovani che oggi non sono più giovani, che stanno bene, sono quelli che sono imboccati le maniche e che hanno fatto una prateria su cui lavorare. I giovani di oggi non trovano questa prateria perché gli è già stato costruito qualcosa, ma non trovano neanche la motivazione, perché si sentono esclusi. Quello che ha detto Matteo, quello che ha detto tutti qui presenti, che i giovani eccellenti trovano la loro posizionamento, è vero, gli viene riconosciuta una soddisfazione, ma noi dobbiamo anche lavorare per tutti quelli che eccellenze non lo sono, perché non tutti possiamo essere delle eccellenze, ma ognuno ha il suo ruolo nella società e ognuno deve sentirsi realizzato che sia un'eccellenza o che non lo sia. E un'ultima cosa vi dico, quando parliamo di numeri, noi oggi abbiamo tra chi nasce circa il 45% di extracomunitari, di figli di extracomunitari. Per cui chiunque pensi che l'integrazione non sia il futuro è qualcuno che non solo non ragiona in prospettiva, ma ragiona anche in maniera dannosa. Tu non puoi pensare che questi giovani che crescono, che rappresenteranno la metà della nostra popolazione, non possono essere pienamente integrati, perché sono quella forza di cui abbiamo bisogno, di cui si parlava prima. Per cui questa è una giornata importante. Io mi rivolgo agli amici sindaci che vedo qui presenti e che ringrazio. Mi scusi, a novero tra i sindaci anche il viceprefetto Rocco Berton, per un anno che ha fatto il commissariamento a Conegliano, e mi fa piacere di vederlo qui oggi da noi. Mi scusi la battuta. Ringrazio i sindaci per un motivo. Avreste avuto 1000 motivi per non venire. Abbiamo sempre tantissime cose da fare. Penso che fermarsi un attimo per ragionare insieme, per cercare di vedere che i limiti amministrativi territoriali non esistono più, come ci siamo detti più volte, che certi ragionamenti appartengono alla politica del passato è importante, perché poi noi abbiamo bisogno di sentire qualcuno alle nostre spalle. Ogni tanto ci sentiamo un po' soli in alcuni uffici più o meno grandi, dipende dal comune, e sentire oggi gli imprenditori che sono alle nostre spalle, alle mie spalle, fare dei ragionamenti di territorio e sapere di poterli avere più vicini. Sappiamo che lo siete, ma ogni tanto vederci tutti assieme su un palco fa bene a tutti. Fa bene anche alla platea che capisce che oggi esiste un territorio che è in grado di ragionare di massimi sistemi a 360 gradi. E vengo a quello che diceva Ino. Si è parlato, si parla di ipotetiche fondazioni sul territorio. Io penso che questo debba essere il futuro. Noi abbiamo grandissime realtà territoriali, dobbiamo essere in grado di mettere insieme, dobbiamo essere in grado di creare fondazioni culturali, si diceva prima. La cultura è una delle cose che oggi manca, che ha fatto impoverire questo territorio. Siamo cresciuti da tantissimi punti di vista, abbiamo indici analitici eccezionali, da un punto di vista culturale pecchiamo, abbiamo perso grandi opportunità, ma non possiamo perderne altre. E poi chiudo qui, questa ricerca ci dice una cosa, secondo me, che oggi questo è un punto dirimente della storia. Usciamo da una situazione di pandemia e di difficoltà incredibili, ma abbiamo oggi l'opportunità di riprendere a viaggiare a velocità altissima. Ma sarà solo colpa nostra se non faremo questo, perché continuiamo, come cittadini primi, a dare sempre la colpa agli altri, la politica non funziona, quest'altro non va bene. Io penso che invece quelli che devono mettersi in prima fila a lavorare siamo noi tutti assieme, perché se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo essere, se non ci siamo, non cambiamo, non cambieremo mai niente. Per cui è impegnativo fare un congresso, una serata di questo tipo. Lo è per il professore, però il suo lavoro, lo è per noi, lo è per voi che siete qui, però penso che questa sia una direzione che dobbiamo prendere e continuare in questa direzione, cioè trovare degli appuntamenti a scadenze, che siano mensili, bimestrali, trimestrali, nella quale tutti assieme ci dobbiamo ragionare sul territorio e sui valori del nostro territorio come darli per un futuro che possa dare speranza ai nostri giovani. Io non aggiungo altro veramente perché sono contento, e scusami il termine che tu riterrai un po' banale di contento, per la serata. Dino riesce a declinare circa 20 aggettivi diversi quando io ne declino uno solo, ma purtroppo questa è la differenza di cui parlavo anche prima. Devo dire però che sono contento perché è una serata assolutamente positiva, in cui vedo tante persone che sono state sia iniziate ad ascoltare, non per il buffet che ci sarà dopo, ma per l'interesse che voi avete suscitato. E questo è il percorso che dobbiamo fare, perché è il percorso che dà speranza a noi amministratori e ci fa capire che questa è, come sempre stata, una grande comunità e torno da dove ho iniziato, il dottor Marini, scusa, il dottor Marini, siamo davanti a tante persone, da dove abbiamo iniziato, che quel valore così grande di coesione sociale che abbiamo visto può essere e deve essere il valore aggiunto che fa la differenza e che fa di noi quei portatori anche di interesse positivo all'estero che risultiamo quando giriamo per il mondo.
Grazie a tutti e buona serata. Se capisco bene, tu dici, questa iniziativa non è un una tantum, cominciamo un percorso a livello culturale che non cesseremo. Vuoi dire questo? Assolutamente sì, voglio anche dire che mi ha già procurato dei 3 incontri, uno con il poi il dottor Marini ha preso appunti su tutto e nei prossimi giorni continuerà a dirlo. E che per fare questo ci sarà un soggetto. Adesso vediamo come e in che modi declinarlo, però ci sarà sicuramente un soggetto che deve esserci, ma non è perché lo voglio io, è perché il territorio lo chiede. Arrivano dei momenti in cui il territorio chiede e noi dobbiamo dare delle risposte. Penso che chiunque sia protagonista non può esimersi di dare delle risposte al territorio che le chiede, altrimenti è meglio che andiamo tutti a mano. Magari chiedendo una mano alle nostre imprese, ai nostri imprenditori, che ci aiutino a solidificare un soggetto che diventi un soggetto pensante sul nostro territorio, capace di coinvolgere le associazioni, il volontariato, i giovani, la gente. Sì, assolutamente sì, io penso che stiano infatti oggi questo. Vabbè, volevo esplicitarlo. No, ho capito che tu vuoi sempre esplicitare quello che io non dico, però penso che sia assolutamente... Penso che sia assolutamente, e chiudo qui perché penso che abbiano avuto molta pazienza ad ascoltare me, mentre loro era molto piacevole ascoltarli. E il senso di responsabilità di cui si parlava prima deve essere incarnato in ognuno di noi in base a quello che facciamo. Cioè non esiste una persona più importante o meno importante, esiste all'interno di una società ogni tassello fondamentale. Noi dobbiamo far capire anche alla persona che noi riteniamo secondo una scala gerarchica assolutamente fasulla, che i mass media cercano di farci capire, che ci sia gente importante e gente meno importante. Tutti sono importanti tanto quanto partecipano alla crescita di una società. Per cui dobbiamo far capire anche una persona che fa un lavoro da qualcuno ritenuto utile. E se non ci fosse il suo lavoro, probabilmente non potremmo stare qua a parlare noi oggi di come vorremmo che quello di questa società. Grazie e buona serata. Grazie a tutti per il vostro rapporto. Siamo invitati ad accostarci e a continuare informalmente la nostra serata presso il buffet che c'è nella hall. Grazie e alla prossima.